Nel video della volta scorsa abbiamo visto per linee generali cos'era l'ariete idraulico e di cosa era composto. Oggi cercheremo di essere un po' più dettagliati. Cominciamo dalle varie parti. Allora, abbiamo detto una valvola di fondo pozzo che poi andrà modificata e vedremo come, un gomito, un nipples, una T, un'altra valvola di non ritorno che fa passare l'acqua in questo senso, un altro nipples e un'altra T, una riduzione, un normale rubinetto e qui ci va un'altra riduzione alla quale attaccheremo la bottiglia d'acqua che ci servirà come vaso di espansione. Da questa parte abbiamo un altro rubinetto d'ingresso e qui il pezzo che useremo per collegare il tubo di ingresso dell'acqua. Okay. Allora, prima cosa da fare, dobbiamo smontare il filtro dal resto della valvola. Qui andremo a praticare un buco per inserire un bullone che tenga premuta questa valvola. Questa valvola impedisce che l'acqua torni indietro da qui, ma a noi serve che rimanga aperta e che si chiuda con la spinta dell'acqua per creare il colpo d'ariete. Una volta fatto il buco, prendiamo un bullone, lo inseriamo dentro, andremo a rimontare il filtro. Per evitare che il bullone scivoli sul pistoncino, andrà smerigliato in modo che sia più dritto. Ok, così poggia meglio. Sarebbe utile, dicevo, poter inserire una molla in modo che prema per tenere aperta la valvola. Si può ovviare al discorso della molla mettendo poi dei pesi qua in base all'energia che ci serve. Ok, adesso come vedete la valvola funziona bene. Per mettere dei pesi è sufficiente inserire un bulloncino qui, fabbricare dei pesi con dei pezzi di ferro o di qualunque altra cosa da mettere sulla valvola e poi richiudere con un altro bullone. Okay, ecco come si modifica la valvola di scarico. Possiamo iniziare a montare i nostri pezzi, ad assemblare i vari pezzi. Si può usare del Teflon, della canapa o, in mancanza di meglio, io la volta scorsa ho usato anche della carta di busta della spazzatura. Non è insomma una cosa molto corretta, gli idraulici sicuramente mi criticheranno per questa scelta, ma è funzionale. Allora, il Teflon va inserito va avvolto nello stesso senso di come andremo ad avvitare, in modo che non insomma, che non venga cacciato via. Iniziamo da qui. Non c'è bisogno di stringerlo tantissimo, basta anche stringerlo con le mani, è sufficiente. Ok.
l'acqua. Ok. Allora, questo si può regolare da una parte o dall'altra in base al punto dove verrà posizionato, poi dove verrà posizionata la nostra pompa. A noi serve in questo senso qua. Per queste parti magari è meglio usare una chiave e aiutarci con una morsa. Anche il rubinetto si può scegliere in che posizione metterlo, noi lo metteremo verso l'alto per comodità. Ok. Questa è la valvola per far arrivare l'acqua, per aprire e chiudere. Allora, la valvola la metteremo di lato in questo caso perché è più comodo dall'altro lato, però perché poi sarà più comoda da aprire e chiudere. Qui potrebbe disturbare eventualmente per le tuberie. E qui è il punto dove attaccheremo il tubo da dove arriva l'acqua, quindi un altro po' di teflon anche qui. Quindi qui attaccheremo il tubo da un pollice, abbiamo fatto quindi una ariete da un pollice. Adesso vediamo come montare la riduzione da un pollice a 3/4, così. Qui andremo a mettere la bottiglia che farà da vaso di espansione. Ci serve di nuovo il teflon. Questa parte è bene che sia ben sigillata perché da qui si perderà un po' di pressione, quindi avvitiamo. Ok, allora ripeto, questa parte da questa valvola in poi è bene che sia ben sigillata in modo che non ci siano perdite di pressione. La pressione dovrà sfogarsi solo ed esclusivamente attraverso questo rubinetto, altrimenti potremo perdere in potenza. Allora, abbiamo la nostra bottiglia di plastica, togliamo l'anello di plastica, togliamo l'etichetta per non fare pubblicità,
Allora dovremo limare questi denti qui perché sono troppo sporgenti e altrimenti non si riuscirebbe a far entrare il collo della bottiglia nella nostra riduzione da 3/4. Per limarlo possiamo usare una raspa o una lima. Proviamo prima a stringerlo senza il teflon per vedere a che punto siamo. Ovviamente avrete un po' di difficoltà perché la filettatura non è quella giusta, quindi sicuramente all'inizio si farà un po' di fatica. Una volta che abbiamo avviato senza il teflon la bottiglia, la togliamo di nuovo fuori e la avvolgiamo col teflon. In modo, ripeto, che non ci siano perdite di pressione. La pressione deve sfogarsi solo ed esclusivamente nel rubinetto di mandata. Ok. Una volta stretto, per provare che non ci siano perdite, possiamo usare l'aria compressa. Ok, ricordiamoci come deve passare il flusso dell'acqua, quindi come mettere le valvole. Io poco fa avevo sbagliato, ho dovuto rifarlo. Questa deve lasciar passare l'acqua in questo senso, quindi nella direzione della bottiglia, ok? Ci sono delle frecce nelle valvole, non so se si riesce a vederla. Comunque c'è la freccia che indica questa direzione, significa che l'acqua passa in questa direzione e non può tornare indietro da qui. Questa invece deve lasciar passare l'acqua in questa direzione, in modo che poi si chiuda quando la pressione si raggiunge una certa pressione. Qua si deve chiudere, ok? Mettiamo allora un po' d'acqua qui dentro per vedere se ci sono perdite. Allora, vediamo l'acqua dentro, la bottiglia è bella dura, quindi non sembra ci siano perdite. Se adesso apriamo, da qui uscirà l'acqua. Ok, una volta montata e verificata che non ci siano perdite dalla camera di compressione, ovvero in questa parte qui che va dalla valvola alla bottiglia e al rubinetto, il nostro ariete idraulico è pronto per essere montato e messo in funzione.